Un poliziotto della polizia ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha salvato 4 bambini e i loro cani da un incendio della propria abitazione. L'agente, mentre era nella sua abitazione nel centro della città, ha sentito un forte odore di bruciato e dopo essersi accertato che lo stesso non pervenisse dal proprio appartamento, ha individuato la fonte in una colonna di fumo originata da una palazzina nelle vicinanze. Immediatamente è corso nella direzione del fumo, allertando contemporaneamente il 112, numero unico di emergenza. Giunto sul posto, ha appurato che delle persone con mezzi di fortuna stavano già cercando di spegnere le fiamme, ma ha anche udito delle grida di bambini. Così, senza esitazioni, non ha atteso l'arrivo dei soccorsi, è entrato nel palazzo completamente saturo di fumo, ritrovando in una stanza di un appartamento del primo piano 4 bambini di età tra i 2 e i 13 anni e un cane. L'agente di polizia ha subito liberato il cane, rinchiuso in un recinto, il quale è scappato giù per le scale e dopo aver preso in braccio il bambino più piccolo ha condotto i fratellini fuori dall'abitazione, assicurandosi anche che gli stessi non inalassero troppo il fumo, tramite l'apposizione di alcuni stracci preventivamente bagnati a copertura del naso e della bocca. Una volta fuoriuscito dall'abitazione, il poliziotto ha affidato i bambini alle cure del 118, giunto sul posto e successivamente alla madre, accorsa poco dopo.